Buongiorno carissimi amici del Go e ben ritrovati a tutti. Allora, oggi un video un po' particolare in questa veste samuraica per dirvi, innanzitutto per scusarmi per questo tempo molto prolungato in cui non ho fatto uscire dei video sul Go, ma devo dirvi che appunto la mia mente in quest'ultimo periodo è stata concentrata su un esame che a cui dovrò mettermi alla prova appunto domenica prossima, 8 di dicembre, per poter conseguire il quarto dan di Kendo. Per cui appunto sono molto concentrato e la mia mente è molto concentrata in questa cosa e di conseguenza, visto che il tempo è quello che è, non ho potuto dedicare molto tempo al Go. E con i nomi di 47 Ronin qui alla mia sinistra e le mitiche Carpe Koi, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e per la comprensione ancora e spero di riuscire in questa cosa, e se anche non dovessi riuscire il mio spirito sarà sempre alto. Ricordiamoci infatti che l'esame e comunque il fallimento di un esame non rappresenta il fallimento di noi stessi, ma ci dà semplicemente un punto di riferimento per capire quanta strada abbiamo percorso e quanto dobbiamo percorrerne anche in avanti. Vale per l'esame, vale anche per le partite di Go. Se noi continuiamo a perdere molte partite, ok, non dobbiamo assolutamente demoralizzarci e pensare che non siamo portati per il Go, ma semplicemente che il nostro modo di lavorare va ancora affinato e dobbiamo andare ancora avanti nella nostra strada. Vi dico quindi che appunto dopo l'8 di dicembre, indicativamente verso il 20, sarò anche in vacanza, per cui avrò molto più tempo da dedicare al canale YouTube, per cui spero tanto di riuscire a uscire fuori con dei video. Domo arigatou gozaimashita, grazie mille a tutti quanti e ci vediamo prossimamente. Ciao!